Rissa questa mattina alla stazione dei treni di Villorba, protagonisti una dozzina di minorenni, 9 quelli identificati dalle forze dell'ordine, si erano dati appuntamento via social, poi botte e insulti. Revocare la cittadinanza onoraria concessa a Mussolini nel 24, questa la proposta partita nel pomeriggio dalle forze di sinistra a Treviso. Le priorità sono altre, dice il sindaco. A Santa Lucia di Piave si aggira un insolito vandalo che lascia scritte insulti sulle auto. È un'anziana che passeggia con il deambulatore. Telefonia mobile, copertura praticamente assente nella zona del Grappa, la gente esasperata. Nel versante di Pieve i ripetitori sono stati installati ma mancano tutti i collegamenti. Questa mattina cerimonia di intitolazione della biblioteca civica a Giovanni Comisso. Il sindaco Conte è un dovere e mi scuso perché Treviso avrebbe dovuto rendergli omaggio già da anni. Partirà domani mattina da Quarto d'Altino un particolare pellegrinaggio per la pace. Si farà in bici e i proventi andranno alle famiglie in difficoltà, da quelle ucraine a quelle alle prese con il caro bolletta. Giro d'Italia, il giorno del tappone dolomitico, prima del gran finale a Verona, festa rosa, Belluno sul Fedaia, la vittoria di Alessandro Covi, maglia rosa a Hindley. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il fatto di cronaca che si è registrato questa mattina a Villorba, a Lancenigo, protagonisti dei minorenni, una mega rissa, ma i protagonisti sono stati identificati nel corso della giornata. Ancora una volta l'appuntamento è arrivato tramite i social. È così che una dozzina di ragazzini, tutti minorenni, si sono ritrovati questa mattina intorno alle 8:30 nei pressi della stazione ferroviaria di Lancenigo di Villorba. Quello che è accaduto dopo è nella ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale. I giovani, per futili motivi, si sono affrontati in un violento litigio degenerato in una rissa a tutti gli effetti, finita con il fuggi-fuggi generale all'arrivo dei militari delle stazioni di Villorba e Spresiano, del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso e della polizia locale. In pochi minuti le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare 9 giovani tra i 16 e i 17 anni, tutti provenienti da altri comuni trevigiani. Alcuni di loro presentavano ferite lievi a braccia e testa, ma non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Ecco il racconto di una testimone. Ho visto una pattuglia dei carabinieri con 2 ragazzi, e uno era un ragazzo di colore senza maglietta e un altro ragazzo che stavano parlando con i carabinieri, e poi ho sentito che parlavano di coltelli, che stavano cercando un coltello. I ragazzini raggiunti dai propri genitori hanno chiarito la vicenda alla caserma dei carabinieri di Villorba. La loro posizione sarà posta al vaglio della Procura della Repubblica per i minori di Venezia. Rischiano una denuncia per rissa. Una vicenda grave e inquietante che ricorda quanto accaduto nelle scorse settimane in centro a Treviso. Episodi che impongono alle istituzioni un intervento urgente. È un fenomeno che ci preoccupa e che stiamo monitorando da tempo. Il disagio giovanile lo combattiamo in varie forme. Questo successo oggi invece ci deve far pensare e suggerire un passo ulteriore con un'attività di coordinamento tra comuni per individuare per tempo gli autori di questi atteggiamenti. Noi come comune di Villorba stiamo implementando il sistema di videosorveglianza con una 50ina di telecamere, ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Bisogna creare una rete tra famiglie, scuole e istituzioni, evidenzia il sindaco Soligo, che poi avanza una proposta. Perché non fare anche fare dei lavori socialmente utili ai colpevoli, che forse questo farà ragionare. Baby e vandali in azione poco distante a Breda in un cantiere con il proprietario della casa in costruzione che lancia loro un vero e proprio ultimatum. Ieri pomeriggio, venendo a controllare appunto eventuali danni dovuti al temporale, mi sono accorto che più che il temporale era passato un gruppo di ragazzini che hanno pensato bene di danneggiare, fare piccoli danni, piccole marachelle, diciamo così, sulla mia proprietà. Sta ristrutturando questa casa in via Bocca, a Breda di Piave, con le sue sole forze, Alessandro Vacilotto, e aver trovato una serie di danni nel cantiere in aperta campagna lo ha profondamente amareggiato. Una bravata, dice, mostrando le bocche di lupo da cui sono state rimosse le travi per gettarci materiale edile, come quello che ha poi mandato in frantumi un davanzale.
La cosa mi ha lasciato un attimo esterrefatto, perché magari trovare altre cose da fare sarebbe meglio piuttosto che andare in case di altre persone a danneggiarle. I responsabili si sono messi loro stessi in pericolo nel corso della scorribanda nella casa al Grezzo, sottolinea Bacilotto, e nel caso si fossero fatti male il proprietario rischiava di doverne pure rispondere. Sui social ha lanciato a questi ragazzi un ultimatum. Nella zona avevo messo 2 fototrappole, per la precisione, che li hanno ripresi, e io do la possibilità di redimersi contattandomi in privato o contattando anche la vostra redazione per evitare conseguenze penali, perché chiaramente nella giornata di lunedì il mio avvocato provvederà a presentare la querela con relative immagini a supporto e poi andranno incontro alle relative conseguenze. Rimane l'amarezza per la mancanza di rispetto verso chi compie grandi sforzi per costruirsi qualcosa, come nel caso di Alessandro, che malgrado il periodo non facile cerca di portare avanti i lavori alla casa. Mi demoralizza ancora di più perché i sacrifici che uno fa per cercare di costruire qualcosa poi vengono vanificati da persone che purtroppo non hanno nulla da fare. Restano stazionarie le condizioni di Silvia, la 29enne di Carbonera, ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello dopo l'incidente in cui è rimasta gravemente ferita giovedì sera a Villorba. La ragazza stava rientrando a casa dal lavoro quando, per causa ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo prima contro un platano, poi in un fossato, ribaltandosi. Accanto a Silvia in queste ore i genitori, la sorella e il fidanzato con il quale deve sposarsi il 3 di settembre. Intanto continuano le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo il padre, che descrive la figlia come una ragazza molto prudente e attenta alla guida, potrebbe essere coinvolto un altro mezzo. Silvia potrebbe quindi aver sterzato improvvisamente per evitarlo, finendo fuori strada. Sul luogo non ci sono telecamere, ma potrebbero essere utili alle indagini quelle collocate nelle strade limitrofe. Dalla cronaca all'attualità, con la proposta della sinistra, delle forze politiche di sinistra a Treviso, quella di revocare la cittadinanza onoraria concessa nel 1924 a Benito Mussolini. Una proposta che è ora sul tavolo, ma ci sono anche le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, che dice ci sono altre priorità. Rilanciamo la proposta di revocare la cittadinanza onoraria di Treviso, che è stata concessa nel 1924 a Benito Mussolini, quando era Presidente del Consiglio e quando il potere del fascismo si era già ormai consolidato nel nostro paese. Negli anni '20 quasi tutti i comuni della Marca concessero la cittadinanza onoraria al duce, al pari di quanto fecero i municipi dell'intera penisola. Oggi la questione da storica diventa di attualità con la proposta formalizzata nel pomeriggio all'auditorium della CGIL da Coalizione Civica per Treviso, il Veneto che vogliamo possibile e Sinistra Italiana. Era sicuramente una moda del periodo, probabilmente ispirata dal regime stesso, che voleva così contribuire al consolidamento dell'immagine di Mussolini. Certo, a Treviso ha avuto anche delle caratteristiche peculiari. Basti pensare che uno dei consiglieri comunali fascisti, che il 24 maggio votò la concessione della cittadinanza onoraria a Mussolini, 15 giorni dopo venne arrestato insieme a altri 5 squadristi per aver assassinato un tranviere repubblicano. Per i promotori l'obiettivo è portare la questione in Consiglio Comunale e procedere alla revoca, come fatto recentemente dalla città di Adria in Polesine. Non certo una priorità, risponde a stretto giro di posta il sindaco Mario Conte, che passa in rassegna le emergenze del periodo: caro bolletta, guerra in Ucraina, ripresa post-Covid. Mi dedico alla parte quella concreta e alle esigenze quelle reali della società. Le battaglie ideologiche le lascio in questo caso alla sinistra trevigiana, che trova il tempo per dibattere, per discutere su un tema che francamente oggi interessa poco, che appartiene alla storia e di cui francamente non ne sentiamo il bisogno in questo momento, però evidentemente la sinistra oggi, vuota di temi amministrativi, deve trovare dei temi ideologici e quindi auguro loro buon dibattito, buon confronto. Di certo il dibattito è già aperto e riguarda l'approccio nei confronti della storia. E non rimuoviamo assolutamente niente, anzi riapriamo un dibattito culturale e politico che è necessario e utile per la crescita della comunità civile. La storia non si cancella, dovremo aprire un sacco di dibattiti su un sacco di persone che hanno fatto il buono, il bello e il cattivo tempo
e quindi io non ne trovo francamente la necessità e l'importanza in questo momento. Dicevamo, il dibattito è aperto, il tema sensibile, sentiamo cosa ne pensano i trevigiani. Cioè nella storia ci sta, voglio dire, nessuno lo cancellerà dai libri, comunque la si pensi, ma da qui a conferirgli una cittadinanza onoraria mi pare francamente incredibile. Ecco. Quindi va revocata, diciamo, quella che... Sì. Non lo so se è giusto o sbagliato perché io non c'ero quando c'era Mussolini. Fare un dibattito se è giusto o non è giusto sarebbe più democratico, no? Secondo me è sbagliata a revocarla perché gli è stata data, ha fatto la sua storia, oggi non va più bene, ma non è il caso di revocarla. Ormai è stata fatta e rimane, anche se quello che ha fatto si sa, è agli occhi della portata di tutti. Quindi insomma, diciamo, il giudizio della storia c'è già, insomma. Ma c'è già, perciò non si può cancellare una storia, ormai quella c'era, è rimasta e rimarrà. Nella mia famiglia i miei nonni ne parlavano bene, nonostante i suoi errori di tattica, allearsi con la Germania, eccetera. La cittadinanza onoraria, secondo me, ormai di un personaggio così storico è una questione più di nostalgia. Io la lascerei e penserei a qualcosa di un po' più utile, forse. Al giorno d'oggi considerarlo ancora cittadino onorario è un po' fuori luogo, secondo me. È sì, una cosa che andrebbe revocata. Secondo me è giusto revocarla perché, diciamo, è un simbolo dell'Italia fascista e adesso per fortuna non siamo più in questo tipo di Italia e è giusto revocarla. Sono d'accordo su questo punto. La storia è stata quella che è stata, adesso guardiamo al futuro, basta, cioè lo revochiamo. Quindi lei è per revocare la cittadinanza? Sì. Ritorniamo alla cronaca, andiamo a Morgano per raccontarvi di un ladro di mance. Hanno approfittato di un momento di distrazione dei presenti e hanno rubato l'intero salvadanaio che faceva bella mostra sul bancone di un bar di Morgano. All'interno circa 500 euro, frutto delle mance che i clienti avevano lasciato per i dipendenti del locale. I due sono poi fuggiti. Immediata la denuncia ai carabinieri di Strana che si sono messi alla ricerca dei responsabili. Grazie alla targa dell'auto usata per allontanarsi dal bar, i militari sono riusciti a risalire ai presunti autori del furto. Si tratta di un 54enne cittadino russo e di un 38enne georgiano, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. I due sono stati denunciati. Tutto questo mentre a Santa Lucia di Piave si aggira un insolito vandalo. Non un ragazzino annoiato o il solito vandalo, ma un'anziana che gira tra le auto sostenendosi sul suo deambulatore e imbrattando le vetture in sosta. La denuncia arriva via social nel gruppo dei residenti del comune di Santa Lucia di Piave, dove una delle vittime ha postato tanto di foto del cofano della sua auto, una Fiat Punto, su cui la pensionata ha scritto con un pennarello, mentre l'automobilista, preso di mira, era dentro alla tabaccheria. Eloquente il messaggio: cretino impara. All'origine della personale protesta dell'anziana ci sarebbero le macchine che impediscono il passaggio ai pedoni e in particolare a lei che si muove appunto col deambulatore, quelle lasciate magari per qualche minuto a ridosso o sulle strisce pedonali o quelle sui marciapiedi. Anche Santa Lucia ha il suo Bansky, ma a differenza dell'anonimo artista, questo si cela dietro una signora ben vestita che gira con un carrello deambulatore, ha scritto l'automobilista sui social. Ho scoperto a malincuore che la mia è l'ultima di una lunga serie di opere d'arte, aspettando che il mio cofano venga battuto all'asta, vi invito a fare attenzione. Andiamo adesso sul Grappa, in particolare nel versante trevigiano, dove c'è un problema diventato ormai cronico, l'assenza totale di segnale, la gente è esasperata. Pesa e molto l'assenza della telefonia mobile sul Grappa. Nel versante tra Romano e Pieve, nella zona di Campo Croce, i ripetitori sono stati installati, ma non si sa come mai mancano tutti i collegamenti. Chi vive e lavora, si reca in villeggiatura sul nostro massiccio, è totalmente tagliato fuori dal mondo, con pesanti disagi soprattutto in situazioni di emergenza. Ogni anno ci sentiamo dire le stesse cose, verranno messi in funzione, i lavori sono finiti, manca poco. E poi sono 6 anni che dura
sinceramente siamo esasperati, vogliamo delle risposte certe. Se succede un incidente c'è l'impossibilità di avvertire chi di dovere è il 118. Io nel 2016 ho avuto un ictus, ero qui e ci sono volute 4 ore per portarmi in ospedale. Io ho un rifugio a Varossa e c'ho anche l'atterraggio per l'elicottero del 118 di Treviso. E se io dovessi avere una persona che sta male, come faccio io a chiamare l'autoambulanza o l'impronto intervento 118? Non posso chiamare. Il Comitato Promozionale Campocroce, presieduto da Maria Teresa Pagnacco, ha raccolto e protocollato quasi 2000 firme per richiedere l'attivazione dei ripetitori, con un nulla di fatto, nonostante l'aumento del turismo sul Grappa. Col fatto che adesso c'è la strada pedemontana veneta, il Monte Grappa è molto più usufruibile anche da zone lontane, diciamo. Però si arriva qua e si è tagliati fuori. Perché questo massiccio non ha un servizio pubblico all'altezza degli altri siti turistici? I politici locali fanno delle iniziative, MAB UNESCO, il marchio Terre d'Asolo e Montegrappa, per promuovere il territorio, però è paradossale che un servizio così fondamentale come quello delle comunicazioni venga in qualche modo messo in secondo piano. Già, perché le iniziative in ambito turistico e promozionale certo non mancano. Presentazione questa mattina molto importante a Cavaso del Tomba per la prima edizione del festival Le Vie della Bellezza, ma ci racconta tutto il nostro Lucio Zanato. Il festival Le Vie della Bellezza ci riporta ai paesaggi comprensibili, quelli che danno all'anima un'armonia. Forse questo festival veicola anche un messaggio carico di significati politici. Dobbiamo preoccuparci di rigenerare il paesaggio. Rigenerare i nostri territori come nuova frontiera economica per la Marca e il Veneto. E questa è la prospettiva su cui stanno lavorando le amministrazioni comunali in sintonia con la Regione, che già da tempo ha varato la legge che blocca nuove cementificazioni a fronte di recuperi edilizi. Che significa in molti casi attività ricettive in quell'albergo diffuso che ad esempio a Cavaso vede il recupero di questa villa del Settecento. Noi abbiamo avuto un passato industriale dove la nostra laboriosità ha trovato forma in tante forme artigianali e industriali, però questo passato è difficilmente ipotizzabile per il nostro futuro. Noi abbiamo grandi valori storici, naturalistici e lì dobbiamo puntare. Dobbiamo dare ai turisti le nostre storie, consegnare loro la nostra storia e spiegarla. È quello che loro cercano e tutto il nostro futuro è su questo progetto. Strutture ma anche eventi dedicati al turismo di prossimità. Così si inserisce la prima edizione del Festival della Bellezza, una lunga serie di eventi programmati per 3 fine settimana di giugno. Vie della bellezza che raccontano la natura ma anche l'arte e la storia di questi luoghi, dalla chiesetta longobarda di Castelcessa alle trincee della Grande Guerra. Valorizzare il territorio con tutta una serie di eventi sia culturali ma anche adatti anche ai bambini più piccoli. Questo tratto di strada che va da Costa Lunga e arriva alla chiesetta di San Martino è uno spaccato sui colli asolani che è un qualcosa di fenomenale dal punto di vista naturalistico e storico. E non a caso l'apertura il 3 giugno dedicata ad Antonio Canova, che qui trovò nelle cave buona parte del materiale per le sue opere. Arte che proprio 20 anni fa ispirò alcuni amici per una sorta di galleria espositiva a cielo aperto. È stata una scommessa, quasi un'utopia, però dopo 20 anni sono soddisfatto di quello che siamo riusciti a creare, un vero e proprio museo all'aperto. Ci vogliono le idee chiare, avere idee da vedere, vuol dire guardare lontano, guardare avanti. Questo è il messaggio che io cerco di portare, questa è la via della bellezza. Bellezza che è anche bellezza letteraria, e andiamo quindi a Treviso città perché questa mattina è stata intitolata a Giovanni Comisso, al grande scrittore trevigiano, la biblioteca di Borgo Cavour. Eccolo. Treviso rende omaggio ad una delle figure più importanti della città che ne ha segnato la storia, Giovanni Comisso, uno dei più grandi scrittori del Novecento, e lo fa intitolando la biblioteca civica di Borgo Cavour. È un dovere valorizzare i padri fondatori di Treviso, sottolinea l'assessore Colonna Preti.
e ricordo sempre che una civiltà che non ricorda d'omaggio al passato è una civiltà senza futuro, una frase che può sembrare scontata ma così non è. Quindi oggi l'intitolazione della nostra biblioteca storica è un atto dovuto ma anche una grande festa della città, perché ricordo che la genesi è venuta proprio per una sottoscrizione popolare, possiamo dire così, perché le maggiori associazioni culturali del territorio hanno fatto proprio una petizione al sindaco e a me per intitolarle. Alla cerimonia era presente la nipote di Giovanni Comisso che regala alcuni ricordi di lei, bambina, durante gli incontri con lo zio. Cioè io me lo ricordo lo zio quando tornava dai suoi viaggi, che mi prendeva, andavo a trovarlo in camera perché scriveva sempre e fra le tante cose lui mi diceva, non so, mi raccontava dei suoi viaggi. Gina Saccardi, figlia della signora Margherita, pronipote di Comisso, racconta come lo stia conoscendo meglio proprio attraverso i suoi scritti. Cercando adesso di conoscerlo di più attraverso quello che ha scritto, attraverso i suoi libri, attraverso gli articoli di giornale dei suoi viaggi, che viaggiava molto e scriveva divinamente. Con questa intitolazione speriamo che i ragazzi, quando entreranno in biblioteca, possano ispirarsi e portare nel cuore un po' di Comisso, dice il sindaco Conte. Questo significherebbe uscire dalla biblioteca certamente più ricchi di cultura, ma anche di storia della nostra città attraverso un gigante della storia della città di Treviso, Giovanni Comisso, che ringrazio e mi scuso anche per il ritardo, perché forse la città di Treviso doveva celebrarlo qualche anno prima. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per raccontarvi di un'avventura davvero straordinaria che partirà domani da Quarto d'Altino e vedrà protagonisti dei parrocchiani, delle persone di San Biagio di Callalta. A guidare questa comitiva, questo pellegrinaggio in bici, Don Edi. È un pellegrinaggio in bici di Amici in Bici della parrocchia di Chevredi Olmi, che partirà domani da Altino per percorrere tutta la via Claudio Augusta, questa antica via romana che collegava la pianura padana con il nord della Germania. 6 giorni in bici tra Quarto d'Altino e la città tedesca di Augusta, 752 chilometri per parlare di pace e solidarietà. Poche ore ancora inizierà l'avventura senza confini di 7 ciclisti, tutti parrocchiani di Olmi e Cavriè. A dettare tempi e obiettivi è lo stesso Don Edi. Il primo è di vivere un'esperienza di amicizia, il secondo quello di conoscere la figura del Beato Erico che l'ha percorsa, venendo da Bolzano fino ai nostri territori, ma soprattutto quello di portare di nuovo in evidenza l'articolo 13 della Costituzione dei diritti dell'uomo per la libertà di movimento dei popoli e soprattutto raccogliere fondi per aiutare delle famiglie in difficoltà, italiane e non, e famiglie ucraine che stiamo ospitando qui sul nostro territorio. E tra i partecipanti c'è il giusto entusiasmo, un mix di fede, sport, partecipazione. Siamo pronti, l'esperienza è un'esperienza bella, bellissima, abbiamo già provato un'esperienza del genere. Staremo a vedere cosa succederà lungo il percorso, quali persone conosceremo e con cui parleremo. Sarà una bella scoperta, una bella avventura. La dotazione è varia e ognuno ha il suo compito. Francesco e Pierluigi sono gli accompagnatori autisti. Oltre a fare l'autista darò anche da mangiare a questi ciclisti, penso che sarò necessario più che... Questa è una botticella che a ogni tappa ci saranno degli biglietti da inserire dentro con dei pensieri, poi quando arriviamo qua li apriamo e li faremo vedere alla comunità. Per sostenere l'iniziativa basta consultare i social della parrocchia di Olmi Cavriè. Spero che tanti si sentano davvero di correre con noi. Noi chiediamo simpaticamente €1 a chilometro, che non è tanto, ma vi assicuro questo fa girare il cuore, lo fa girare da Dio. In tempi caro carburante poi €1 a chilometro. Rispetto a quello che costa conviene.
Flash mob per la pace questa mattina nei giardini del municipio di Ponte di Piave, protagonisti gli studenti del comune trevigiano. Toccante il momento in cui 3 ragazzi, Misha, Michele e Asia, rispettivamente ucraino, russo e italiana, hanno letto un messaggio di pace. Ponte di Piave doveva dare un segnale di questo tipo. Nella mozione condivisa in Consiglio Comunale abbiamo trovato la modalità più idonea, il richiamo all'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. È stato l'input per sensibilizzare la cittadinanza sul conflitto in corso nel cuore dell'Europa, un conflitto che non può lasciare indifferenti soprattutto le giovani generazioni. Queste le parole del sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Soddisfazione per gli studenti Ipsar Beltrame di Vittorio Veneto, che hanno ottenuto il punteggio più alto nella gara nazionale per istituti del settore promossa del MIUR e ospitata dall'Almerico da Schio di Vicenza. Sarà dunque il Beltrame a ospitare la prossima edizione della competizione. 2 studentesse trevigiane che si sono imposte anche nelle 3 diverse specialità: Denise Montesel dell'Ipsar Beltrame per la categoria cucina e Vittoria Favaro dell'Ipsar Alberini di Villorba per l'indirizzo sale vendita. La gara ha visto confrontarsi per 4 giorni 55 allievi del 4º anno provenienti da ben 23 diversi istituti di 11 regioni, alternando prove pratiche e teoriche. E anche nella Marca, come nel resto d'Italia, sono cresciuti gli appassionati di modellismo. A dimostrarlo ci sono i numeri della mostra che si è aperta oggi pomeriggio a Spresiano. Perché uno diventa modellista? È la passione che ha la gente di fare le cose sue, di far vedere le sue opere. E adesso questi 2 anni di Covid che abbiamo fatto, la gente si è appassionata ancora di più. Modellismo come terapia contro lo stress da chiusure dettate dal Covid. E la conseguenza è l'aumento esponenziale di appassionati della costruzione in miniatura, al punto che a Spresiano gli organizzatori hanno cercato di far stare tutti gli iscritti, quest'anno particolarmente cresciuti, nella 2 giorni inaugurata oggi pomeriggio. Una vera e propria arte fatta di cultura per ciò che si riproduce in scala, ma soprattutto di tempo e pazienza, ingredienti che durante il lockdown si sono dimostrati inversamente proporzionali alla tenuta psicofisica della gente. Pazienza essenziale, ad esempio, per costruire fedelmente questo Landini a testa calda, ma anche arte per ideare questa singolare ruota panoramica. Modellismo è soprattutto però cultura, come dimostrano queste fedelissime riproduzioni delle gondole, ma anche storia delle nostre radici, raccontate da questa trebbiatura in scala di inizi Novecento. Poi c'è chi ha addirittura messo più epoche sullo stesso piano, con l'agricoltura e le moderne macchine di oggi vicino ai buoi e alla casa contadina dei secoli scorsi. Ma forse il pezzo che più rappresenta l'inventiva, la pazienza, l'arte e il tempo speso per la realizzazione è questa singolarissima bicicletta con i movimenti scanditi dai ticchetti di un'infinita serie di ingranaggi. Una mostra dove tutti sono contenti, espositori che pur non vendendo nulla sono gratificati dai visitatori che sono accorsi ben prima dell'apertura per curiosare tra queste vere e proprie opere d'arte. È tutto organizzato da uno che col modellismo non c'entra nulla. Io mi sono appassionato a loro, vedendo loro mi sono appassionato. Cosa fai? Io organizzo perché c'è questa gente che sono abbastanza anche anziani che mostrano tutti i suoi prodotti e espongono tutte le sue cose e io gli do una mano. Andiamo adesso a Belluno, dove sono stati premiati prima della partenza del Giro d'Italia, di cui ovviamente ci occuperemo nella pagina bellunese, i 2 poliziotti che nel marzo scorso, lo ricorderete, bloccarono la folle corsa in contromano sulla 27 del cestista dell'Umana Reyer, poi licenziato Victor Sanders. Vediamo queste immagini. Nel giorno del tappone dolomitico, in una piazza dei Martiri colorata di rosa come non mai, c'è stato un applauso anche per loro. Marco Levis e Fabrizio Intini, i 2 ispettori capo della Polizia di Stato che il 30 marzo scorso in A27 tra Mogliano e Conegliano bloccarono l'auto guidata in contromano da Victor Sanders, cestista americano dell'Umana Reyer, che dopo quell'episodio era stato licenziato dalla squadra. L'atleta, guardia della formazione Oro Granata, aveva giocato la sera prima la gara vittoriosa di Eurocup della Reyer contro il
il Patrasso, aveva quindi festeggiato in un bar di Mestre, rendendosi protagonista di un'accesissima lite fermata solo dall'arrivo dei carabinieri, poi la folle corsa contro mano in A27 per ben 40 km nel panico generale. Immediato l'intervento dei poliziotti, che non solo tentarono ogni manovra per fermarlo, ma misero in sicurezza con una safety car il tratto. La corsa del giocatore era poi finita contro un guardrail all'altezza di Conegliano, una reazione pronta che ha ricevuto il plauso del questore di Belluno. La sicurezza è qualcosa che va affrontata in maniera sistematica e quindi il sistema sicurezza funziona allora quando ci sono dei colleghi che sono in grado in circostanze particolari di mettere in campo le loro capacità. Il 27enne era stato poi trovato positivo all'alcol test e nella sua auto era stata recuperata anche della droga. Da qui un rosario di contestazioni, 4 denunce, una serie di infrazioni al codice della strada che prevedono sanzioni per una cifra complessiva che varia tra i 20 e i 30.000 euro. Di certo una notte brava che senza l'intervento degli ispettori Levis e Intini poteva finire peggio. E adesso andiamo a Belluno. Tempo clemente sulla partenza da Piazza dei Martiri, non è piovuto sulla Kermesse che alle 12:15 si è mossa dal cuore della città per portarsi alla partenza vera e propria di Villa Buzzati sul Fedaia, dove ha vinto Alessandro Covi e invece è cambiato il destino per la maglia rosa. Jay Hindley, che era secondo in classifica con 3 secondi di ritardo su Richard Carapaz, gli ha rifilato quasi 1 minuto e mezzo di distacco, ipotecando la vittoria finale di domani a Verona. Ma vediamo la cronaca di questa giornata speciale per il bellunese di Fabio Fioravanzi. 5, 4, 3, 2, 1, via! Grande festa in Piazza dei Martiri per la partenza della penultima tappa del Giro. Un Giro che quest'anno parla molto di Veneto, oltre alla partenza da Belluno con il traguardo a Treviso della 18ª tappa e domani l'ultima frazione tutta scaligera, ma al 99% già decisa dall'arrivo oggi sul Fedaia dopo i passi dolomitici. È una giornata di festa, di sport, il tempo anche per questa prima parte ci ha aiutato anche ieri e questo è sicuramente positivo. Ho visto ieri sera una Belluno piena di gente e oggi anche penso che sia uno dei più belli eventi a livello per il nostro territorio. Vedere Belluno così che effetto le fa? Beh, è un gran piacere, nel senso che vedere una città tutto sommato non particolarmente animata di solito, no? Quindi è una città tranquilla, vederla oggi invece in questa veste festosa con tanta gente è sicuramente qualcosa che rende felici. Nel parterre in rosa c'è anche chi, in coppia con Amos Mosaner, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha portato nel medagliere azzurro un oro straordinario in una disciplina come il curling, che certo non ha il seguito né di stampa né di tifosi che ha il ciclismo. Noi siamo felici perché anche il nostro sport sta iniziando ad essere interessante, nel senso che adesso anche il nostro sport è seguito, ci hanno tifato in tanti, quindi adesso in vista anche delle prossime Olimpiadi speriamo che sia un po' la spinta per la crescita del nostro movimento. Oggi al Giro perché? Perché comunque è giornata di sport vicino a dove vivo io sono di Cortina e quindi perché no vivere un'altra giornata di sport. Dalle 15 di oggi i vigili del fuoco hanno operato lungo la strada provinciale 1 bis, strada della Madonna del Piave nel comune di Querovas, per una frana ghiaiosa che ha interrotto la circolazione. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti che si sono trovati davanti alla frana e hanno dovuto tornare indietro. I pompieri accorsi da Feltre e i volontari del Basso Feltrino, dopo una prima verifica, hanno escluso il coinvolgimento di veicoli o di persone. Sul posto anche i carabinieri e Veneto Strade. Ritorniamo all'atmosfera del Giro, il modo ideale per comunicare le bellezze del territorio, non solo le bellezze paesaggistiche ma anche quelle del settore manifatturiero, come per esempio gli occhiali. Occhiali tra fashion e salute, per un comparto leader dal bellunese nel mondo, che colgono il Giro d'Italia come occasione di vetrina, come ci spiega il presidente dell'Anfao,
Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. A noi fa veramente piacere come Anfao Mido essere oggi presenti qui a Belluno. Crediamo che oggi si possano effettivamente celebrare due eventi importantissimi per il Made in Italy. Il Giro d'Italia, che è apprezzato in Italia ma anche tanto all'estero, è un prodotto iconico come l'occhiale. Una vetrina per un distretto che è fatto soprattutto di esportazione e che vede il prodotto italiano imporsi su tutti i mercati. È buona opportunità perché l'ICE Agenzia sponsorizza la maglia ciclamino del Giro d'Italia e vuole dedicare ogni tappa alle eccellenze dei distretti produttivi che la tappa attraversa, e quindi quella Belluno Marmolada non poteva che essere dedicata al settore dell'occhialeria, così importante per l'export e dove l'export è così importante per il settore. Legittima e più che giustificata la soddisfazione di chi ha voluto l'evento per portare il mondo imprenditoriale più vicino a quella che è la sua utenza finale. L'occhiale è fondamentale. Ovviamente noi esportiamo tantissimo, ma è fondamentale per il benessere di questo territorio. A me piace richiamare l'industria ed il benessere, perché sono due cose che vanno di pari passo, e speriamo di continuare così. I numeri sono eccezionali del mondo dell'occhialeria, per cui ci aspettiamo un 2023 un 2024 in crescita, sperando che poi tutte le problematiche che invece ci coinvolgono pian piano scemino e lasciano il mondo più tranquillo e soprattutto le persone più tranquille anche di lavorare serenamente in pace. In ultimissima battuta vi ricordo che resta l'allerta gialla sul fronte del maltempo, l'instabilità è in aumento, in deciso aumento soprattutto nelle zone pedemontane, e ci sono stati temporali particolarmente forti soprattutto nella zona del feltrino occidentale. Ad Arsier per esempio ci sono state punte fino a 50 mm. È previsto e già si sta verificando in diverse zone anche un consistente calo termico. Ecco, c'è questa allerta gialla, ma al momento non si segnalano particolari criticità. È davvero tutto anche per questa edizione da Treviso e Belluno. Grazie per l'attenzione. Ci sono per l'appunto le previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. L'ultima domenica del mese sarà caratterizzata da una residua instabilità e ancora da un clima piuttosto fresco per il periodo. Vediamo il dettaglio del 29 maggio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con ultimi acquazzoni. Andrà meglio invece con il passare delle ore, dove sarà più asciutto e a tratti anche soleggiato. Temperature in lieve ulteriore calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata decisamente fresca, con cielo in genere poco nuvoloso e bora moderata in pianura. A Trieste potrebbe essere anche forte con raffiche sui 100 km/h. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 19 e 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, qualche pioggia in mattinata anche qui, a seguire ampie parentesi soleggiate. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.